Cresce la fiducia degli artigiani friulani per la propria impresa e per il sistema paese. L'effetto Draghi emerge dall'ultima indagine congiunturale. Ripartono le costruzioni ma manca manodopera e cresce il costo delle materie prime. Stupro di gruppo a Lignano. Gli investigatori hanno sequestrato i cellulari dei 5 ragazzi indagati per la violenza, a caccia di foto con eventuali riferimenti all'abuso. Intanto restano tutti in libertà. Tamponi a 5 euro per la fascia 12-18 anni e gratuiti per i residenti in regione che con certificazione medica dimostrino di non potersi vaccinare. Oggi la Giunta regionale ha ufficializzato il provvedimento. È l'estate dei monopattini elettrici a Legnano Sabbiadoro. A fronte di 20.000 noleggi totali si è verificato un solo incidente. L'età media di chi li utilizza è di 27 anni, percorsi in tutto quasi 80.000 chilometri. Inizia la stagione per Udinese e Pordenone, domani nel primo turno di Coppa Italia, poche scelte per Gotti che ritrova solo Pereira contro l'Ascoli, Pacci contro lo Spezia, lo stadio torna al pubblico. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. In primo piano la fiducia che cresce tra gli artigiani per la propria impresa ma anche verso il sistema paese, frutto di quello che viene chiamato effetto Draghi. Tutto questo emerge dalla 31esima indagine congiunturale che è stata presentata oggi a Udine, che mostra anche un miglioramento nel settore delle costruzioni che riparte nonostante ci siano difficoltà per quanto riguarda il costo delle materie prime e il reperimento della manodopera. Presidente Tilatti, vengono presentati i dati sull'indagine congiunturale, ci sono degli aspetti sicuramente molto positivi a partire dalla fiducia. La fiducia degli artigiani nei confronti della loro impresa e poi, fatto ancora più importante, storico, oseremmo dire, una fiducia nei confronti del sistema paese che cresce di un punto percentuale. Questo è vero, diciamo, abbiamo questi dati, fiducia nella propria capacità di resistere anche dopo questo evento così traumatico, e anche una fiducia nei confronti delle istituzioni, in questo caso del governo, perché fiducia sulle istituzioni locali c'era sempre stata, perché le amministrazioni locali e la regione avevano dimostrato la loro vicinanza, e poi diciamo fiducia anche che questa pandemia venga sconfitta, e quindi alla fine, dopo una tragedia come questa, perché la dobbiamo definire così, c'è sempre una ripresa. Quindi siamo ottimisti, i dati sono un po', diciamo, sono un po' particolari, nel senso che si rallenta la perdita di piccole imprese, ci sono alcuni settori dove c'è una crescita importante, perché il comparto dell'edilizia segna un più 3,6, mentre alcuni comparti sono fermi e altri sono in contrazione, come i servizi alle persone. La fiducia nei confronti del sistema paese è un effetto del governo Draghi, e se così fosse che cos'altro chiedete? Perché sono state immaginate, pensate, messe in campo tante misure, quello che chiedete è che diventino strutturali. Beh, certo, quello che diciamo la fiducia è proprio nella persona che ha saputo guidare in questi 10 anni di crisi finanziaria, guidare la BCE, e ha saputo dare delle risposte importanti per l'Europa. In questo caso, come Presidente del Consiglio, ha avuto molto ascolto a livello internazionale, quindi diciamo è quello che ha fatto decollare il Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza. C'è un settore che per tanto tempo è rimasto in sofferenza, che è quello delle costruzioni, che dà segnali importanti di risveglio. Sicuramente questo è l'effetto, no, delle famose misure di cui parlavamo prima. Ecco, il comparto dell'edilizia è quello che avrebbe la più possibilità di fare un effetto traino, perché diciamo il 60% dell'economia interna ruota intorno al comparto dell'edilizia. Questo però oggi ha ancora alcuni problemi, cioè l'esplosione del costo delle materie prime e la difficoltà a reperire delle risorse umane che aiutino a scaricare poi, a realizzare questi nostri progetti. Nuovo direttore di Confartigianato Servizi, Elsa Bigai. A partire da questi dati è stata presentata oggi appunto in occasione della presentazione dell'indagine congiunturale, baserà quindi i ragionamenti per le sfide future del settore. Sentiamola.
Formazione e riqualificazione della manodopera, supporto alla digitalizzazione, ma anche sostegno ai lavoratori che incontrano difficoltà nella gestione dei figli minori o dei familiari non autosufficienti. Le strategie future di Confartigianato devono essere calibrate anche in base alle indicazioni che arrivano dagli imprenditori. Così le risposte date da 603 artigiani del Friuli, interpellati per l'indagine congiunturale, si trasformano nelle prossime sfide dell'organizzazione. Lo ha detto Elsa Bigai, chiamata a ricoprire il ruolo di direttore di Confartigianato Servizi FVG. È emerso sicuramente che ci sono dei bisogni sul fronte ad esempio della manodopera, la portata a volte viene vista sempre a carico del nazionale, noi crediamo che possiamo fare qualcosa anche a livello locale, intensificando i rapporti con le scuole di formazione, spostando per esempio favorendo l'ospitalità nelle imprese, trasferendo il sapere che moltissimi artigiani hanno, diciamo a giovani ma non solo a giovanissimi, perché credo che qui anche il tema vada anche superato. Poi un altro elemento che mi pare estremamente importante come sfida che sempre le imprese hanno posto, quello della semplificazione. A volte si vive con preoccupazione e pesantezza l'idea della digitalizzazione che viene chiesta a 360 gradi. Io credo che noi dovremmo aiutare soprattutto nel trovare le risposte, ma anche nel far capire quanto invece per l'impresa possa essere semplificatorio un sistema che funziona, che alleggerisce anche in termini di costi. Chiaro che vuol dire che non abbiamo paura come sistema servizi magari di spostarci e di abbandonare alcune aree della fiscalità eccetera legate sempre alle imposte a dare noi servizi ad alto valore aggiunto che sono le risposte di cui le imprese hanno bisogno. Parliamo di tamponi perché ci sono delle novità che arrivano dalla Regione che ha deciso di ridurre il costo del test rapido antigenico da 8 a 5 euro per la fascia 12-18 anni e di renderlo gratuito per tutte le persone residenti in Friuli Venezia Giulia che con certificazione medica dimostrino di non potersi vaccinare. Oggi la Giunta regionale ha ufficializzato il provvedimento che era stato anticipato ieri nella nostra trasmissione Elettroshock dal vicepresidente Riccardi. Abbiamo condiviso col Presidente della Regione la declinazione relativa alla norma approvata in Consiglio regionale e con il Presidente Fedriga la misura che prevede per i residenti in Friuli Venezia Giulia da 12 a 18 anni. Con l'abbattimento del protocollo statale il tampone costa 8 euro, noi faremo un abbattimento di ulteriori 3 euro con fondi regionali, quindi si pagheranno 5 euro e in più renderemo esenti tutte le persone residenti in Friuli Venezia Giulia che con certificazione medica proveranno la loro condizione di non potersi vaccinare. Se i tamponi sono uno strumento rivolto a chi il vaccino non lo può fare, clinicamente una piccola percentuale, resta il nodo della copertura complessiva che a livello nazionale, come ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha superato quota 70%. In questa regione scontiamo quei 5 punti di differenza. Noi siamo al 65% dell'adesione alla campagna vaccinale, siamo all'80% per gli over 60, abbiamo una popolazione scolastica da 12 a 19 anni che ha aderito alla campagna vaccinale per il 52%. Dobbiamo ancora fare dei passi in avanti, dobbiamo cercare di recuperare questi 4-5 punti che sono un po' figli della storia di una terra che ha un approccio alla vaccinazione diverso rispetto ad altre comunità regionali. I dati di oggi allora con 101 nuovi contagi che sono emersi da 6.416 tamponi effettuati, sono 87 positività su 5.373 tamponi molecolari e tra questi anche 4 migranti individuati a Trieste, 14 positività rilevate invece sui test rapidi antigenici eseguiti, 1.043. Oggi non si sono registrati decessi, 5 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre quelle in cura in altri reparti sono 27. Gli investigatori della polizia passeranno al setaccio i cellulari dei 5 ragazzi indagati per lo stupro di gruppo ai danni di una 18enne a Lignano. Restano tutti in libertà e devono ancora incontrare i loro avvocati. Stupro di gruppo ai danni di una 18enne friulana a Lignano. Gli investigatori della squadra mobile di Udine hanno sequestrato cellulari ed effetti personali ai 5 ragazzi indagati per la violenza che si sarebbe consumata in un appartamento della località balneare friulana.
In particolare la polizia intende analizzare i telefonini per verificare se nelle chat e tra i video registrati ci siano riferimenti agli abusi che si sarebbero verificati martedì e dei quali si è venuta notizia ieri. La giovane avrebbe confidato l'accaduto prima a un bagnino, suo conoscente, e successivamente al padre. Aveva raggiunto l'appartamento seguendo un ragazzo che aveva conosciuto tempo prima. Per il momento non sono state ipotizzate misure cautelari nei confronti dei 5 che sono stati denunciati a piede libero. Una prima relazione della squadra mobile sul tavolo dei PM della Procura friulana e di quella minorile di Trieste, essendo uno degli indagati 17enne. I magistrati dovrebbero a breve chiedere che gli indagati siano sottoposti a tampone per estrarne il DNA. Gli avvocati nominati dai 5 ragazzi indagati non hanno ancora incontrato i loro assistiti. Questa circostanza conferma come gli accertamenti siano ancora in una fase preliminare, visto che non sono state raccolte le ricostruzioni da parte degli indagati alla presenza dei loro avvocati. 4 dei 5 ragazzi, compreso il minorenne, hanno nominato legali del Foro di Udine. Soltanto uno dei maggiorenni si è affidato a un avvocato di fiducia appartenente al Foro di Genova. Da mesi perseguitava, minacciava e violentava la sua ex compagna, nonostante lei lo avesse allontanato dalla sua vita da inizio anno. Le angherie subite da una donna di Aviano sono finite ieri sera quando l'uomo, un 31enne pakistano, è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri di Aviano. Dopo la denuncia della vittima, i militari hanno ricostruito la vicenda, acquisendo referti medici, testimonianze e sviluppando un voluminoso quadro probatorio a carico dell'indagato. Nella notte è stato ritrovato vivo il cercatore di funghi disperso nei boschi ai piedi della panoramica delle Vette, in comune di Comeglians. L'anziano durante l'escursione era caduto precipitando in un fiume e dopo 4 ore di sopralluoghi i ricercatori dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo, della Guardia di Finanza e i volontari del soccorso alpino lo hanno trovato sano e salvo, anche se in stato confusionale. Le ricerche erano partite alle 20 di ieri sera dopo la segnalazione del mancato rientro dell'uomo da parte della moglie. Un escursionista si è infortunato intorno alle 12 di oggi cadendo dalle rocce di un canyon del torrente Razzi nel comune di Forni di Sotto. Dopo l'allarme che è stato lanciato dai compagni, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Tolmezzo e del soccorso alpino che hanno imbarellato l'infortunato e lo hanno portato sulla riva del torrente, dove è stato portato poi in elicottero all'ospedale. Oltre 330.000 auto percorreranno la A4 e la A23 nel weekend di Ferragosto. Saranno inevitabili saranno possibili code agli svincoli per le località balneari alla barriera dell'Isert e Autovie Venete potenzierà il personale ai caselli. Per l'esodo di Ferragosto sono attesi oltre 330.000 transiti lungo la rete autostradale di Autovie Venete e la concessionaria si prepara a rafforzare il personale ai caselli. Il prossimo fine settimana sarà contrassegnato da un afflusso del traffico che dovrebbe raggiungere tra i 157.000 e i 165.000 passaggi di veicoli sabato 14 agosto e tra i 159.000 e i 166.000 domenica 15. Le previsioni sono state ricalcolate in base all'aumento dei transiti nelle ultime settimane, più 3% di media. Sarà potenziato il servizio ai caselli, non solo all'Isert, alla Tisana e a San Donà, ma anche a San Stino di Livenza, Re di Puglia e Villesse. Proprio a Villesse sabato scorso si è registrato un aumento dei transiti del 100% rispetto al 2020 e del 28% rispetto al 2019. 48 saranno gli ausiliari che pattuglieranno l'autostrada nel weekend sulle 48 ore, 3 saranno i presidi di soccorso meccanico a San Stino di Livenza, a San Giorgio di Nogaro e la Tisana, 2 quelli sanitari a San Giorgio e San Donà, 15 i piazzalisti in azione tra San Donà, San Stino, la Tisana e Trieste Lisert, pronti a spostarsi in altri caselli in caso di necessità. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà attivo dalle 16 alle 22 di venerdì, dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica, con divieto di sosta e fermata per i mezzi sopra le 7 tonnellate e mezzo nell'area di servizio di Calstorta Sud per aumentare l'accoglienza del piazzale. Il traffico si intensificherà già sabato mattina lungo entrambe le direttrici di marcia della A4 e sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, con possibili code agli svincoli verso le località balneari e alla barriera dell'Isert. Possibili rallentamenti anche sulla A23 in prossimità del bivio di Palmanova. Analoga situazione è prevista per domenica.
Morde alla mano l'automobilista che suona il clacson per invitarlo a sbrigarsi a pagare il pedaggio. Tra il caldo e le code accade anche questo in autostrada. Al casello di Latisano un automobilista trevigiano ha appunto suonato il clacson per invitare chi lo precedeva a velocizzare la sua ripartenza, ma quest'ultimo, un 59enne residente nel Veneziano, non ha gradito. È sceso dal suo mezzo e ha iniziato a prendere a pugni dal finestrino abbassato il trevigiano, che poi sarebbe anche stato morso alla mano quando ha tentato di fermare l'altro, nel frattempo risalito in auto aggrappandosi al volante. A quasi un mese dai fatti i carabinieri hanno denunciato il veneziano. È stato trovato dai poliziotti con armi, strumenti da scasso e refurtiva. Un collezionista di rame e batterie di 31 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Gorizia, che lo ha sorpreso mentre transitava sulla provinciale 6 in comune di Medea. Si tratta di un uomo residente a Cormonse, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato per ricettazione, porto ingiustificato di armi e per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Sono state trovate nel suo mezzo numerose matasse di rame, batterie di imbarcazioni, cavi elettrici ed altro materiale. Rischia una pena da 6 mesi a 2 anni, oltre a una sanzione da 500 a 10.000 euro. Rompono il finestrino di un'auto parcheggiata a Pioverno di Venzone e rubano una borsetta contenente banconote e una macchina fotografica. La fuga dei responsabili è stata interrotta dai carabinieri di Tolmezzo, che hanno colto in flagranza di reato la coppia di etnia rom. Il maltolto è stato restituito ai proprietari, 2 turisti austriaci in visita in Friuli, mentre i 2 sono stati arrestati e condotti alla casa circondariale di Udine. E un 62enne di Padova è stato arrestato per aver tentato di rapinare una massaggiatrice cinese residente nella Bassa Friulana, minacciandola con uno scacciacani. I carabinieri di Romance di Isonzo e di Gradisca di Isonzo il 9 agosto hanno arrestato l'uomo ritenuto appunto responsabile di tentata rapina e violazione di domicilio. Quel giorno il 62enne si sarebbe recato a casa della massaggiatrice e avrebbe estratto una pistola scacciacani nel tentativo di farsi consegnare il denaro in possesso dalla donna. È nata quindi una colluttazione con la donna, che è riuscita a uscire, ad attirare l'attenzione dei vicini. Questo ha portato all'intervento dei carabinieri e poi il GIP ha convalidato l'arresto. Dopo aver distratto l'addetto del negozio, erano riusciti a rubare la borsetta della titolare che conteneva l'incasso del giorno precedente, 1.500 euro. Era il 31 luglio scorso, il furto è stato messo a segno in un punto vendita di Sedegliano e ieri i militari dell'Arma di Codroipo hanno identificato e deferito i responsabili. Si tratta di una coppia di etnia rom, sono entrambi residenti in zone con precedenti di polizia, denunciati a piede libero. È stato inaugurato oggi il nuovo centro dedicato all'autismo dell'area Giuliano-Isontina. Si tratta del primo centro gestito dal pubblico che consentirà un passaggio più semplice dall'età giovanile a quella adulta. Un nuovo luogo dove seguire dall'infanzia fino all'età adulta le persone colpite dallo spettro autistico. A Trieste è stato inaugurato il nuovo centro di Palazzo Ralli nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Qua le 200 famiglie potranno essere seguite da Asugi in maniera completa e in particolare le 57 che si trovano nella transizione tra l'età giovanile e quella adulta. In Italia un ragazzino su 77 ha disturbi dello spettro autistico, sono numeri del Ministero dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi sono numeri veramente importanti. Oggi è un giorno importante. Dobbiamo garantire proprio percorsi specifici perché la questione è veramente molto specifica, quindi dobbiamo avere un livello di formazione e di competenza molto importante. E l'assistenza deve proseguire per sempre, cioè non è che passa compiuti i 18 anni la patologia sparisce? Assolutamente no, questo è il fatto importante. È proprio questo, non sparisce, come tante altre cose non sparisce e non è una patologia che si dissolve, anzi i bisogni aumentano perché bisogna garantire la possibilità di in qualche maniera diventare più autonomi e quindi garantire in età adulta anche un certo tipo di vita, quindi assolutamente no, bisogna investire moltissimo. Il progetto è nato per la volontà di azienda sanitaria, comune e regione che
ha fornito un contributo di 4 milioni, di cui 200.000 euro dalle UTI per Arredi e Giardino. Il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi ha sottolineato che questo modello si potrebbe esportare su tutto il territorio, anche in altre realtà, perché oggi la fragilità deve essere seguita e questioni sociosanitarie sono sempre più importanti. Ombrelloni e lettini a pagamento su una delle spiagge libere più belle del Friuli Venezia Giulia. È quanto hanno scoperto gli uomini della Capitaneria di Porto di Trieste a Canovella degli Zoppoli, lungo la costa del comune di Duino Orisina. Lo stabilimento balneare abusivo era stato allestito dal titolare di un esercizio commerciale posto a pochi metri. Le verifiche hanno appurato che l'esercizio era privo di concessione demaniale, quindi ombrelloni e lettini sono stati sottoposti a sequestro preventivo, poi convalidato, denunciato inoltre al gestore per il reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima. Per evitare le folle e le calore di questi giorni, in molti scelgono di passare queste giornate al lago di Cavazzo, dove è possibile praticare anche la pesca e altri sport d'acqua. Estate sinonimo di mare, spiagge e ombrelloni, ma per chi vuole evitare la calura e le folle il lago è la soluzione ideale, come quello dei Tre Comuni, il più esteso tra i laghi naturali friulani. Bagna con le sue acque il territorio dei comuni di Cavazzo Carnico, Bordano e Trasaghi, si offre al turista la possibilità di dedicarsi a una vasta gamma di attività all'aria aperta. Veniamo qua a rinfrescarci perché al mare c'è troppa gente. Siamo andati 2 giorni fa a Grado, era piena di gente. Anche lei ha fatto il bagno? Assolutamente no, perché io sono molto freddolosa, per cui basta che metto il piede dentro, per me è già troppo fredda. Nicola, tu stai giocando con il frisbee, è la prima volta che vieni qua al lago di Cavazzo? Sì, è la prima volta, sì. Da dove vieni? Sono nato di Piave, provincia di Venezia. Ah, ecco, quindi un veneto che per la prima volta vede il lago di Cavazzo, e cosa ne pensi? Che è molto meglio della mia città, si sta molto bene. Un panorama spettacolare, fare delle lunghissime passeggiate e perché no, anche fare il bagno nel lago se si vuole, si è coraggiosi e si resiste alle temperature fresche, oppure anche l'esperienza del kayak, la consiglio perché si vede il lago da un'angolatura diversa. E si può venire anche col cagnolino, come il suo? Allora ritengo che insomma anche i cagnolini hanno bisogno di recarsi in questi luoghi così accoglienti, sempre con le giuste precauzioni nel rispetto delle persone che vengono qua per rilassarsi. Vediamo quali sono le accortezze da seguire per chi vuole fare un bagno al lago. Approfittare dei giorni più caldi per una rinfrescante nuotata al lago è la soluzione migliore per combattere le temperature roventi, ma è bene tenere a mente alcuni consigli per nuotare al lago in sicurezza. Questo progetto di sorveglianza balneare volontaria dal 2011 ad oggi, che prende il nome di Ferragosto in sicurezza, proprio perché facciamo da domenica a domenica, prendendo dentro la giornata di Ferragosto, queste sorveglianze pomeriggio più o meno dall'1 alle 6, 6 e mezza, 7 di sera. L'acqua del lago è più fredda di quella del mare, quindi bisogna sempre porre attenzione a questo fattore, perché nonostante uno può essere un abile nuotatore, ma il freddo comunque fa diminuire la nostra performance, quindi assolutamente acclimatarsi prima di entrare in acqua può essere un buon consiglio, anzi è doveroso, e soprattutto stare, nel caso se siete sulla sponda ovest, nella zona dove noi possiamo vedervi, perché anche se qualcuno dà come consiglio andare in 2, andare con qualcuno, non è detto che chi è con me sappia riconoscere il pericolo, sappia intervenire nel pericolo, quindi c'è veramente il concreto rischio di avere 2 persone che hanno un problema, oppure anche una fatalità di 2 persone anziché una, e quindi bisogna assolutamente fare estrema attenzione. Dal lago spostiamoci al mare. A Lignano Sabbiadoro è l'estate dei monopattini elettrici nel solo mese di luglio, oltre 6.000 nuove registrazioni, nuovi utenti con una media di età di 27 anni, percorsi quasi 80.000 chilometri. È l'estate dei monopattini elettrici a Lignano Sabbiadoro, in 2 mesi 20.000 noleggi. Funzionali e dinamici, sono utilizzatissimi sia dai lavoratori stagionali che dai turisti, pensati per promuovere la mobilità lenta e sostenibile. Il servizio di sharing di monopattini elettrici gestito dall'azienda Bit Mobility ha posizionato 250 monopattini suddivisi in 23 hub con un'area di copertura di circolazione di quasi 9 km². Per usare questo servizio, attivo fino a settembre, è sufficiente scaricare l'applicazione dagli store
store B-Mobility e sbloccare il mezzo con la propria fotocamera del telefonino. Il primo bilancio di stagione positivo, a fronte dei 20.000 noleggi totali, si è verificato un solo incidente e un unico atto vandalico. Solo nel mese di luglio sono stati registrati 6.693 nuovi utenti con una media di età di 27 anni e sono stati percorsi 79.224 km. In monopattini si aggiungono le mobike elettriche, presenti centinaia già dalla scorsa estate. Gli utilizzatori di monopattini e di mobike fanno parte di una comunità consapevole e coscienziosa per contribuire a limitare l'inquinamento delle città. E restiamo a Lignano, dove è stata inaugurata la mostra Open Air che racconta l'incontro tra Marcello D'Olivo, l'architetto, e la località balneare. Lignano celebra Marcello D'Olivo, il creatore del suo unico e inimitabile impianto urbanistico, nell'anno del centenario della sua nascita. Lo fa con una mostra Open Air inaugurata in Piazza del Sole a Lignano Pineta. La mostra, allestita fino a fine stagione lungo il Treno, è accompagnata da pannelli bilingue che ripercorrono la storia del magico incontro tra il grande architetto udinese e la Riviera Friulana e raccontano la nascita della pianta urbanistica di Lignano Pineta, la spirale, dell'asse commerciale Il Treno e delle splendide ville disegnate da D'Olivo. L'ideazione e lo sviluppo del progetto, realizzato dalla società Lignano Pineta con il patrocinio dell'amministrazione comunale, sono opera della designer Lucia Ardito. I materiali originali provengono per gran parte dagli archivi della società Lignano Pineta, dei civici musei di Udine, del Fotocineclub Lignano e dell'architetto Marco Stefani, mentre alcune chicche, come la fotografia di Hemingway che si toglie la sabbia dalla scarpa, erano proprio di Marcello D'Olivo e sono arrivate tramite il figlio Antonio. I pannelli, nella loro forma arrotondata verso l'alto, sono stati pensati dall'architetto Francesco Borella per adattarli meglio alla forma dei lampioni del treno, peraltro disegnati dallo stesso D'Olivo. Era il 5 giugno del 1953 quando i trattori iniziarono a tracciare le strade curve della nuova città per le vacanze, così come pensata da un gruppo di imprenditori friulani che da poco aveva dato vita alla società Lignano Pineta e acquistato ettari di Pineta dal conte Gaggia di Venezia e da Aristide Coin. A realizzare il loro progetto era stato chiamato un giovane architetto di Udine. Da quel momento la fama di D'Olivo si fuse definitivamente con la storia e l'evoluzione di Lignano. Esordio domani nella nuova stagione per Udinese e Pordenone, impegnate entrambe nel primo turno di Coppa Italia, l'Udinese contro l'Ascoli, il Pordenone contro lo Spezia. Ne parleremo tra poco a Sport FVG, spazio anche alla prima giornata della Serie B di basket. E parleremo poi anche del mercato dell'Itas Volley di Martignacco. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata.